qua è come essere a casa, la nostra terra, i nostri campi, l'aia, la storia, il paesaggio, qui sono a casa. Mio nonno già faceva formaggio, io facevo mio papà formaggio, io faccio formaggio, cioè facciamo tutti formaggio. Noi viviamo da 3 generazioni sull'altopiano, è da una storia che continua a esserci. Qui il valore aggiunto, basta guardarci attorno. Qui abbiamo un terreno carsico dove l'erba ha una particolarità che non è acida e quindi la mucca trasforma l'erba in latte dando dei sapori unici. Siamo rimasti qui perché siamo innamorati del territorio, siamo innamorati della montagna, perché la montagna è sempre stato un richiamo fortissimo per noi. Questo mondo secondo me non sta scomparendo, anzi tutt'altro. Ci sono delle grosse possibilità da parte del mondo agricolo. Ovviamente bisogna interfacciarsi con la tecnologia, essere molto più reattivi, non aspettare che il cliente o il turista arrivi in queste zone qua, ma catturarlo con delle cose interessanti. La storia, qui abbiamo il Forte Lisse, Marcesina, l'Ortigara. Mio nonno era di Gaglio, mia mamma era di Foggia. Noi siamo vissuti a Enego e siamo sempre andati in salita. Ci piace fare fatica, probabilmente questo è la cosa vincente, cioè sentire la fatica. È come quando lo scalatore non va, il suo scopo non è raggiungere la meta, ma il percorso, la fatica. La meta è una cosa successiva e quindi noi la vediamo sotto questo aspetto qua.